Dato che tira un po' il passo una fresa, farai a Vadin? Sì. Allora, dato che Gorisa è una cosa fuori via, è diversa da tutti gli altri posti del mondo, anche qui come lì che ve lo fa un po' di Malengo, ma più o meno, ecco. Questa occasione ma magari permesse per cantone per cambiare la vestimenta, ma invece no, bene sì, davanti a tutti. E stai tranquillo che le medaglie e i campionati. Stai tranquillo. Allora, cerco sì. È una candela normale, neanche una roba che scioppa. Non è la baracca, No, presa nella baracca. E fuma come che faccio alla moda lei, no? Per farmi le candele, si faceva parecchio. E ora, e la candela alle sistema. Allora, cosa che faccio adesso? Allora, io conto una storia. E perché io conto una storia? Ho conto una storia che potrebbe anche essere vera, potrebbe anche essere una cosa che le capita per la bocca, è verosimile, ma il motivo per il quale faccio sta chiacchierata è che insomma il mese d'aprile e al 25 aprile, insomma da pochi anni a sta parte, fa memoria della liberazione, no? E quindi questa mia cosa, che la non pretese di essere importante, ma ne farei una maniera mia di ricordare questo momento, questo avvenimento con tutto quello che sporta da presso, senza andare a contare tutte le cose al dettaglio. E quindi questo è il motivo. Adesso vogliamo che quelli delle sì con una tavola con la toia, con il mantile, eccetera. Insomma, fino a troppo signor, perché e sono per li lavorare magari un po' con la fantasia, sì, in l'insel bianco. Insomma che la scena, diciamo la parai, per lei un po' di importanza, è la scatola, la mettiamo sì, parai, quanto una visuale, e la scena sarebbe una crota. E conto sta storia. Scusi, la gau via la scatola perché va in mondo. No, ma c'è, gavla via, ma c'è, non per carità, se taggavi la scatola, taggavi l'anca, allora rompi la scatola. Guai a mai rompi le scatole. No. E su canal crota, anche perché mia crota era diventata invivibile. Era roba da spartito, da scatole, da roba vecchia, e allora mia fonna forse da sgonfiere, di ma butta al trisa un po' sta crota, al trisa in crota, e va bene, vado al trisa in crota. Sono vitale roba brutta perché quando vado in crota per questi lavori, capisci che ti sporchi, perché è tua, è la fabbrica. E mentre ero in crota, cosa che le capitaglia? Una cosa che per capitare a chiunque quando va in crota. E magari è la corrente elettrica. E distissasse tutte le lampadine.
E allora cosa che lei fa? I savia che entra in Tiroli, la via una candela, e su a tastuna, alla scura, perché la candela, lei ambiscala, lei pitala insieme una butta e ordina sì. E adesso la luce è tornata. Qualcuno potrebbe dire, ma perché ti smorti nella candela? Smorto nella candela perché questa candela che lei vi scappa in questa situazione particolare sai te perché sono quelle cose che ti riesci a spiegare perché che capito le cose capito perché devo capire e vi scappa la candela e si incrota e succede nel momento che da pensare a un'altra candela. Era un momento nel quale era andata via la luce, avevano smortato le luci, era l'oscuro. E anche in quell'occasione lì era viscata una candela. Quindi la candela l'ambiscava la memoria. E le parlò che lei non stisala, poi scalda anche una frisa, in crota normalmente fa un po' anche fresco lì. E con questa candela ambisca lei fa viaggi andare nel tempo. Adesso le piume grigie, d'anni alle passate, ma io sono tornato a avere a una data ben precisa. All'era un Venner. All'era il 20 novembre del 1942. E me era pinenna masnà, ma neanche la mia ancora nell'età per andare a fare il paglietta, a fare il soldato. Adesso stavo lì a fare il conto preciso, ma l'avrei avuto da sottortesani, un po' meno. E la via finita in scuola e era che in famiglia si parlava trovare travaglio. E dove che ero? A quell'epoca stavo io a Turin, a Borsa Salvari, vicino a Portanova, tra Portanova e il Po, per chi è nella nuova cassia San Salvari. E aveva tempo di guerra, come adesso alle tempo di guerra. Ma guarda che combinazione, leggi i giornali, adesso nome la televisione, la radio, e tutti i giorni parlano di guerra. E sono alle giuntasse a quella memoria che l'ambiscava la candela, perché a quel tempo là era la guerra. E non manca era la guerra, ma era episodi particolari della guerra. Bombardavo le città, bombardavo Turin, e vistasi a Turin. Alla mia già fatto il bombardamento, neanche fosse la prima volta che bombardavo, ma quella lì è stata forse un po' diversa dagli altri. E ricordo questi bombardamenti che arrivavo quando che meno ti aspettavi, alla sera, quando che era notte, perché quelle brava gente, che io con i aeroplani a campene sulla testa, quelle che loro chiamavano le caramelle, i bonbon, noi perché noi faceva più sgiaia, sbarriava più la gente. Dal suo punto di vista potevi anche essere una soluzione che aveva qualche ragione d'essere, con la bombardezza della guerra, il nemico va a bombardarlo. E noi, ero, non è che fosse già costumato ai bombardamenti, però che va le prime volte quando che proprio acciappavo all'improvvista e sapevi neanche cosa fare e ti sentivi come sperduto. Poi, po' per volta, come ti trovavi a tenere qua alle mani forse a fare le stesse cose, e anche lì era bene un po' il guai. E allora tutta la gente non sapeva già che il bombardamento
alla via nel suo percorso e camminava con la sirena dell'allarme. L'allarme arrivava quando che magari ti eri lì tranquillo, avevi mangiato un cibo con la zinga e ti eri lì che glesi qualcosa, facevi qualcosa in te ca. E arrivava col suono, ma era un suono diverso da tutti gli altri, perché le sirene la sentivo, era la sirena di pompista, era la sirena delle fabbriche, la Fiat, la Rio, alla Rio, le sirene quelle che chiamavo io vorrei a lavorare oppure ai tasio la larga, ma quelle erano diverse, perché bisogna che fai su piacere, ma entravo nella vita tutti i giorni, facevo parte della vita tutti i giorni, ma questa l'allarme no, questa aveva un suono particolare che entrava dappertutto, attraverso i vetri delle finestre, si infilava di tombine delle crote, passava da spazio, entrava in teorie, passava sulla pelle, entrava in dritto, arrivava fino al cuore e sia una sensazione che saprei non descrivere come parole. E poi arrivava una volta sola, era la prima sirena e poi ti aspettavi la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. E quando arrivava quella che faceva sesta col mentre era più in dubbi, diventava desenanti, diventava trovare un posto da stermese, perché se per le strade era così una bella cosa. Per le strade, sì, la probabilità che una bomba ci avesse proprio di testa non è neanche più così tante, ma bastava che cascasse insieme a te, insieme a qua, e sciupava e tutti i tocca sarebbero volati da tutte le parti. E allora l'avevo istruito la popolazione che diventava andasse stermese sulla terra. L'avevo anche prontato gli rifugi apposta, espressi per loro. E ne era un bel numero in città. Noi a San Salvario avevo un disegno a Portanova, a Piazza Carlo Felice, poi era a Convitorio, poi era più giù vicino al Po, poi era dall'altra parte del Po, la collina sotto i monti, però bastava un per tutti, era posto per 15-16 persone, dicevo, e gli altri dovevano raggiungere, stente qua, era una roba che andasse tanti. E allora in tanti palazzi, dove che la viu, le crote, organizzavo una crota come rifugio. E nel palazzo dove vivia la viu fai parei. E era una bella crote, con quei bei meraglioni, fai col cimano armato. E lì sentì una fresinina più sicura. E allora quando sentì la sirena ti scappavi, ma vale prima dire che ti eri un po' come la pulaia sfaraggiata curva, e era quando che arriva la burpoca che passa il falchetto, ma poi l'avevo capito, l'avevo anche fatto istruzioni per come comportarsi, e allora la gente quando arrivava la sirena, era la certezza del bombardamento a Rio, si aspettava tutta in ordine, in fila, non troppo in presa, ma neanche ad asi, quasi come se uno sapesse a memoria le cose che doveva fare, i passi che doveva fare. E noi altri del nostro palazzo calavamo la crota, perché il nostro rifugio era la crota. Da fuori era una R bianca, pitturata sulla muraia, e era una freccia rossa che faceva vedere da dove dovevi cadere. E calavo giù per le scale
da siot, senza troppa pressa, senza piste i pe a quel che la vita del nans, ma neanche senza entrare quel che ne sia da presa. E senta io a questa stanza, grossa stanzione, allora che c'era tante banche, cadreghe, taburetti, e era fino qualche tola, c'era al contrario, e bene lì assettavo i boccia, i fiolini, che per loro dicono che fosse quasi un divertimento, ma riuscivano a capire l'importanza di quei momenti. E c'è da dire, aspettavo fino a tambornè come di insieme a queste tole, facevo un po' travello. Ma noi altri, come capitava un po' da tutte le parti, io non abbandonato, no, l'avevo il nostro sergente maggiore, e l'avevo il nostro ufficiale che dava gli ordini. E chi era? Era Erminia. E chi era Erminia? La portiera. Erminia, già il nome dà l'idea di una persona che non è proprio tanto fariga da fedostie, no? E Erminia, a descriverla me la ricordo bene, e non da giorno la candela per campare bene a mente come era Erminia. Allora una con le fonde impiantate, la via due spalle che smiavano una guardaroba. E la via man così grosse che quasi pigliava due orecchie per ramassello senza più la ramasa. E sicuro mi pensava che se dovesse mangiare metà ne scopasi l'avrei girato per una smana. E chi la tenia tutto sotto controllo, poche parole, ma la via ne sguardo proprio da sergente maggiore qui una volta, qui che l'avevo i plughi sul stomaco, ma io vorrei non dire, perché non l'hai mai potuto verificarlo, ma forse Erminia i plughi sullo stomaco e via da buono. Come sia, mi calavo giù, da seconda fuggi, settavo sulle banche, sulle cadreghe, e quei momenti lì, ero importante, ma allora ero un masnaione, un po' carsù, ma camminavo già a capire un po' più le cose, e vedeva che questa gente, che fino a poche ore prima, pochi momenti prima, l'avrei potuto trovare la corsa per le scale, sul marciapiede, e l'avrei salutato, l'avrei descurato, magari l'avrei dato qualcosa o l'avrei magari ficcata nella scopata, ma ecco, in quel momento che arrivava la sirena dell'allarme, cambiavo, e ero pieno in loro. Ero d'altri, avevo sempre la stessa biffa, neanche cambiai sulla faccia, ma ero pieno in loro. A 30, che come anche a me, c'aveva una specie di naflina, una pura, qualcosa che acciappava, rischiava in quel profondo. E la prova, questo cambiamento era che in primi momenti, dopo che il sergente maggiore, la portiera, la via sarà la porta e la via conta tutti i presenti per essere sicuro che poi sortivo tutti, e era niente parlava, tutto in silenzio, la gente si guardava, ma si guardava neanche tanto in quanto in le mani. Per cui se era qualcosa di diverso, quindi aveva fatto un gesto fuori via. E era un campionato di umanità, quel che era dentro quella stanza, in quei momenti lì. E come mi ricordo, e mi vedo ancora tutte le facce, e mi vedo lì seduto sulle banche, sulle cadreghe, e sai, miracolo anche loro si ricorderanno a me, ma questa non è una cosa importante. E penso, adesso che ne passai tanti anni, penso che se fosse stato in pittura, che l'avesse voluto pitturare un quadro,
in quei momenti lì sarebbe fuori una cosa straordinaria, a farne a sdatare con gli occhi, con le mani, con le gente, in quella situazione. La situazione dove ti eri lì che zarienense e zari sorti fuori. E se quando zari sorti fuori, l'avrei ancora trovato a tua, se l'avrei ancora trovato in cupa post, non sapevi neanche. La speravi, ecco, la speranza era l'unica compagnia che tenia le saccocce. E lì mi diceva, dopo le prime minute di silenzio, andò che Erminia a Gudia, mi sono convinto a Gudia, perché diceva, sono riuscito a fare tutti fermi e tutto. E poi camminava quei due di due parole, quei due camminava per spie, le masnache gli ero portate magari una smora a giocare e camminava lì fuori un po' quasi di intimità in quella stanzione con una lampadina, avrebbe 4-5 candele con la lampadina. Faceva proprio in Cairin già che faceva pietà e alla via una caplina bianca con le capline che abbiamo quasi porslana, ma all'era non era porslana, ero qua così signor e ero tutte plissità come l'avrei fatto i cutini delle fonde, tutte plissità. E con la lampadina messa a questa caplina tutta plissità proiettava insieme al pavimento una riga, andò che finì la luce e camminava l'ombra e con la riga alla via tutti i denti come una ressia e lei diceva ma guarda Mac, asmia quasi che la più ressiana scura, una ressia particolare e poi in quel momento lì, sì, me che era masnaio, che tutti quelli che erano lì conoscevo benissimo, ma lì vedeva in un'altra maniera. E adesso sarà perché lei discasta il candela. E adesso io vedo quei due in particolare, me lo ricordo proprio, era la madama del quarto piano. Noi masnaio che ero, la sembro Dio, a volte fino un po' bastardo, ero grande. E l'avevo battezzata Madama Scarfiotto. Si chiamava Scarfiotto in italiano, ma noi la chiamavamo Madama Scarfiotto perché qualche sortia sul Pugel, adesso da mangiare ai colombi, quei pochi che finivano dritta alla cassarola, e semaierate e tutto un cagliere da mangiare. E aveva sempre una scrivia in testa e allora per noi era Madama Scriviotto, era una gatera, ma una con le gatere in te casa in mai recciata la via e poi andasi anche in giro per Turin, a stare stata buona fino a Porta Palazzo ma prendeva da mangiare un gatto che l'avesse abituato. Era un bel tipo, sempre tutta elegante, chiesia, per spatus. E da fianco a chi la era suomo, che bravo uomo. Faceva fino a pena, pensai adesso, non fa ancora più pena, Ettore. E ricordo che quella sera lì, proprio quella sera lì, Madama Scriziotto, quando che le incamminasse a parlare una frisa, quei due l'incamminava a per qualcosa, e chi la? Ettore dove ti? E vedi Ettore, e non mi fai troppo impresa, era per così da cuore, così tanto, e vedi, le neanche fai tanto tempo a lanciare i risolini, guarda, sono scappata che mi una masca. Quel due da darera diceva, poi la pausa sono brutte le masche. E Madame Sofia continuava, Ettore stasera ciuto, povero, una vittima, povero. E chi la continuava, Ettore, e vedi, che le neanche metteva il palto giusto, le diagnostiche, le cure 3 anni fa. Ettore sempre ciuto,
penso che quell'uomo lì avrà parlato ma che dica le mariasse quando che la dice che sì. E poi c'era anche da altri personaggi. C'era quel che forse era il più originale di tutta la compagnia, Giaculin. E Giaculin era con una faccia rotonda, sempre bianca e rossa, sempre con un sorriso da un'oria all'altra. E che Anastasia mai ciuto, quello staciuto era dura, ma neanche Arminia mandava di diciade che l'aveva preso e che la continuava. E che alla via, come so divertimento, mi penso, alla via il dono di troppi ciapa a tutti e faceva una sorta di radiocronaca del bombardamento, cosa della quale non fregava proprio niente a nessuno, ma che la continuava. E ogni via che cascava una bomba da quei parti sentia il cracker tramolon e che questa sì, sarà più o meno tra Portanella di a Saluse, nauta, magari a sentire un po' più distante, il tramolone era più leggero, no, sto ma tranquillo, questa leggera, dopo con Scairone, quasi in Piazza Vittorio, sto ma tranquillo. Ma non si vede perché Giaculina faceva questi discorsi. Aspetta che me lo dice, perché altrimenti si capisce niente. Giaculin era un artigiano, che aveva il suo atelier, facciamo uno parei, la corte, faceva il vedrier. E perché ogni bomba che cascava, era un vedere che si schiappava e era il travaglio che gli arrivava perché. E ne parlò che Giaculin rompia il ciappa a tutti quanti. E perché il bombardamento di Sudeca era quasi un divertimento, ma aveva di soldi, aveva di travaglio. E poi, buttata da una parte, nelle sulle banche, ma insieme a due cadreghe vecchie, al bosco, agli russettà due figlie, ma c'è lei e figlie, adesso mi chiamerò due tutun, cioè quelle che non già gli sprung come le galline che avevamo a pedire per il brodo. E avevo due sorelle, due binelle, ma non è che si mi insultano tra loro. L'unica roba che faceva capire che poteva essere binelle è che avevo gli stessi paltò, color, per esempio, più o meno la plissa di Iraq, ecco, un po' meno, ma allora non sempre stai, e io non sempre stai parei con i paltò. A capire se non è una cosa magari dai urlo o magari da una cimusa, qualcosa, a capire che una birra doveva essere il bleu marin. Poi, in quel tempo, gira, lava, tira, l'avevo cambiato colore. E queste due sono state lì, da così, senza di niente, senza parlare. E gli altri, per esempio, quasi che e tagliavo neanche uno sguardo, e guardavo niente, ma era un motivo, lo sapevo tutti, ne parlavamo tutti, e mi incattavo allora stasera al primo piano, arrivava quei due lì con la camicia nera, suonavo il giochino, loro divertavo, poi dopo un'ora o due con l'amnesia via, magari in amnesia un'altra. E non che tutti sapevano che quelle due lì mangiavano sempre il pan bianco, mentre noi altri suensi ci rosiamo gli oggi quando si ok le frise, gli rubavo ai culon per la corte, ma una sernia sua vita. Poi gli era una figlia che l'avrebbe, me, penso all'epoca, un po' più che 20 anni. Aveva un masnaiocci, pochi mais, un ratoglin, sbadia la testolina rosa che sortia fuori da dentro una quartina, azur, un po' sbiadia, a sudadia, scias contro le stomi. E quella figlia lì aveva niente ben vista, specialmente
da Erminia, perché quella era per le cose morali. E quella via lì, la via Masnama, la via Nyon, che gli stazia insieme. Sabia nenda, ben come che erano dette le cose, un partigiano, un fascista, chi lo sa. E anche in quelle situazioni lì, quando era questa tensione in quel rifugi, quella povera Masnà, la rendia in conto, frignotava, e a volte all'era l'ora che magari aspettava la pupa e la panza, ma guardava neanche la mostra, guardava neanche fuori era il bombardamento. E allora lì Erminia non lasciava mai scappare l'occasione, con quella gramizia che sortia fino dalle unghie di te, e vedi, la stai un po' di canania, e perché magari la manca un po' di malapanza, carogna, perché da sia fastidica, da storbava. E personaggi che erano belle lì. E poi quella crota lì, allora non è proprio tutta squadra, ma in cantone fazia una specie di una cadrega, andò che la lampadina riuscì a campare sul ciairur. E bene lì era due taburetti a ferro, neanche tante, neanche tanto ben fatti, che chi era seduto insieme bastava che tramolasse una presa e loro scherzinavo. E ogni volta che scherzinavo il sergente maggiore slungava lei per vedere cosa che gli capitava, perché doveva tenere tutto sotto controllo. E che era seduto su quei due taburetti? Era Teresa e Giacolino. Teresa, una bella figlia, con due pumi rossi, perché arrivava dalla campagna, allora arrivava da tanti mesi, allora venuta a servizi da una famiglia lì del palazzo, e allora neanche in pratica la sera arrivava dalla campagna, non era venuta via perché aveva una buca almeno per sopare sua madre. E per buon'ora che l'aveva trovato travaglio, l'aveva trovato chi alla mantenere, da fino a qualcosa, e mostrava travagliare. E invece chi è? Il fiel, una bella testa sadrisolin, due azzurri, che andiamo qui dal cielo quando che gli vengono nuvole. E chi è? Se chi la lavoratore 7 anni, 17, chi è? Un po' meno la stessa età. Chi è? I soldi io già mettano a rischiare perché diventava guadagnarsi il pane. Arriscava una volta andò a carreggiare le biciclette. E tu le biciclette era non il vitore come adesso che io mi piglio a saccoccia. La bicicletta era la maniera di spostarsi. E questi due piedi ero sedato da un segnalauto. E lì con la coda gli guardava. E se non perché adesso che sono cresciuto, mi cerco di capire perché gli guardavo, ma forse era perché mi era in quell'età, da quale un cammino rende conto che al mondo c'è due sorti di gente. E allora magari vedi in fiera la figlia da usare, cercava di vedere l'onca fasio per imprendere come andava a comportarsi, se fosse mai capitato anche a me. E ascoltavo tutti i momenti giravo e guardavo un tiei. E era un po' da scurma. L'avevo patacciato la lampadina lui. La lampadina l'avevo un tiei. Ascoltavo e so io ero luminoso, ero piena di luce. Erminia guardava e faceva bene attenzione a quando faceva scherzine troppo al taburetto. E così un po' di quei personaggi che era lì, ma quella sera lì, col vendere sera del novembre del 42, ero lì
che aspettavo da un momento all'altro che arrivasse il Reo Blanco, che camminasse a campo giù i suoi bum bum, le sue caramelle. E aspettavo che arrivasse i primi tramoloni. E poi sono arrivato. Ma quando arriva al primo, quando le cascaie la prima bomba, le destinasse una lampadina. Ecco che desideriamo al perché la candela. Perché Erminia la tira fuori da un saccoccia da candela che le rapportasse e con un brichetto la biscala. Allora non come la lampadina che fosse candela ne aveva 2 o 3 P, ma se va d'altro riuscivo a guardare le bife. Poi per Bonheur, dopo un po' la lampadina le torna a biscasse. Se sbiscava nel cantume della crota, era una sorta di bicicletta senza rue. E dopo che se dovesse restare scuro per tanto tempo, qualcuno si riabitasse a pedalare perché la dinamo l'avrebbe dato quel poco di luce che permetteva al bugetto e salire al caso di sorte fuori. E allora ecco che la candela le resta in bisca perché era non sicuro perché camminava il bombardamento che sbissasse intorno a subito la lampadina e anche lì le lascia la candela in bisca proprio perché sono capito che fanno uscire fuori dalla memoria questi momenti, queste cose e poi a mia quello apposta mica sono legge in crota per ardere sé per vedere a posto insieme a una stagiera guarda le trova una scatola sapeva neanche cosa hai visto dentro questa scatola e allora lei due a pala e lei tira fuori guarda il giornale la stampa giornali e quei anni là e lei dice ma guarda ma che perché a quel tempo la via trovai i giornali e le invitaie da parte, le invitaie nelle sì giornali. E poi le sgazzate dentro una scatola, guarda, dentro una scatola e in sacchetto. Come le tirano fuori lei capì subito tutto. E lei capì cosa che era quel sacchetto. Perché la memoria ha fatto molto ben impressa. E allora quel sacchetto la fa me pensare a quella stagiera che era, in quella crota, da noi, per noi altri masnaioni, abbiamo che fosse tanti oi e vedere che beccavo, che guardavo. E qui ero qui le maschere antigas. Che l'avevo mostrata, l'avevo figa a fare scuola, come dovrei e come infilessi in caso di necessità. Perché quei bastardi di inglesi dicevo che avrei anche potuto campare il gas e allora diventava vedete le maschere. E chissà perché questa resta sì in crota, dritta al suo sacchetto, sarà ancora il culo là, il culo mira là, non ricordo neanche. Ma vedete che combinazione la candela, i giornali, la maschera antigas. E tutto serve per rendere più vivo quel ricordo di quella sera. A quel momento le sentisse in crepa. Before, l'avevo mai sentito in crepa lei. Anche lei si cascaia una bomba più grossa che una questa immaginesse, chissà mai era quintali. Anzi, a preso l'avrei poi saputo. 2 o 3 isolati di là. Era uno dei più bei teatri di Turin, il Chiarella. Dove era stato Macario, Mandosiri, tutti i personaggi dello spettacolo. Mi era mai andato, però qualche passava, andare lì davanti alle vetrine, davanti alle giuliere e guardava i manifesti e vedeva i nomi, lesia i nomi di queste persone. E
quella bomba straordinaria, miracolo più grossa che era mai cascata su Turin, il chiarella alla tirarlo giù come un castello di carte, alle fine restai anche che druchere, macerie. Una notte lì a Turin restai più che sen morto, e il numero di feriti che si poteva neanche contese. E dopo quel carabiniere camminasse a sente d'aute sirene, e ero quelle di puppista, e il rumore delle camionette di soldati che corrivo per destisere. Perché poi su cose che l'uomo sapeva, lei sapeva anche me, adesso sono scritte sui libri. Gli inglesi prima campavano giù le bombe grosse, che sciappavano tutto, sfondavo i cubi, tagliavo i travi, i listei. E poi, dopo che questa gli era sciupata, arrivava un'altra aeroplano che campava giù e roba piccita, gli spessoni incendiari, e che serviva per fuori tutto. E lì attaccava a Bruxelles e colpe lì a volte durava anche 2 o 3 dì. Ma allora sapevo come fare la guerra. Comunque, dopo quel crepe lì, la lampadina le resta in bisca, lo ricordo, alle papi smortasse quella sera lì la lampadina, ma anche la candela resta in bisca. E subito dopo, quel tramolone forte che la fane sente, con l'esplosione, guardando la lampadina da 4-5 candele, si vedeva come una nebbia, come una poverina fina che calava, che si distaccava dalle volte e calava giù. E sposava insieme alle teste, insieme alle braglie, insieme alle maglie, le vestimenta della gente. E ero tutti un po' infarinati, andiamo a Borropalco. Allora il soppatun che era così a distaccare anche l'uomo. E poi, come tutte le cose belle, ma anche quelle brutte, hanno un principio e hanno una fine. Come le candele arrivano alla fine è lo stesso, perché era più niente da Bruxelles. E anche quella sera lì, alle finì il bombardamento. Le stai lunghe minute, perché il tempo alle più lungo quando che ti aspetti qualcosa di importante. E poi arriva l'auto sirena, quella che vorrà dire che era finito il pericolo, che era finito il bombardamento, che potevi sorti fuori, che potevi tornare, bisogna vedere il sole, ma miracolo luna, gli scalera noi, potevi tornare a respirare l'aria, anche se era un'aria proprio buona, con tutto che bruciava. E allora, quando arrivava la sirena, non mi sentiva anche le gioche, le cese, tutte le cese del borgo sono petate a suonare. E noi siamo restati tutti fermi, perché vent'anni resti fermi, poi non scappare, quindi sorti fuori. Dovevo aspettare il segnale. E il segnale che hanno dato Erminia, china, dura come un panotto insieme alla sua banca, guardava tutti, poi che faceva manca un segno con la testa, e allora li sausavo. E camminavo alla 8 per le scale e sorti fuori da quella crota, tornai a vedere se la calle era ancora, cosa che era capitata. La cosa sicura è che lui ero vivo. E insomma camminasse su a nord come quando calavo, sempre sotto lo sguardo severo d'Armenia. Era restato un po' andare, era andare insieme a mia madre e gli altri che conoscevo qui. E sono trovato in fondo alla fila e era lì, ero Teresa e chi è?
col fiolin con i capelli a riso. Ma ero anche loro, tutti infarinati, no? Alla mia, la faccia tutta piena al culo a pudrina, col poro talco che era cascata dalla volta. Ma lì con la coda lei gli guardava, come che gli guardava anche Erminia perché doveva controllare tutto. E l'hai vista una cosa che ti sta dicendo subito spiegherla. Perché Teresa la via, insieme una ciafera, alla via un sen diverso. E poi lei guarda lei, aveva la marca nella bocca. E nel momento dello stop, io non si da sapere chi era la via dai in basin. La via dai in basin. Mi aspettava che Erminia, che sicuro era una scappaia col particolare, intervenisse con una delle sue solite sortie. E invece Erminia la guardai, alla battaglia sulla schiena, tutti e due, sopra frisa la puer. Poi alla sorridere, pensai Erminia, il sergente maggiore che fa un sorriso, mai visto. E la dice, sì, andate pure. Stasera alle sciupaie una bomba, ma se 30 alle sciupaie l'amore.